Benvenuti all'appuntamento con la tecnologia, l'innovazione e il digitale. Parliamo del DITEDI, il distretto delle tecnologie digitali. Oggi l'ospite è Simone Puksic, Project Manager del DITEDI. Benvenuto. Grazie a voi dell'invito. Allora, partiamo dalla mission. Qual è la mission, l'obiettivo principale del DITEDI? Bene, il DITEDI in realtà ha due mission. Una è quella di diffondere cultura digitale sul territorio a tutti, quindi dai bambini, diciamo dal bambino all'anziano, passando per i professionisti, per le aziende, per anche i dipendenti pubblici. La seconda mission invece è quella di creare un network tra le aziende del territorio, gli enti di ricerca, la pubblica amministrazione e le associazioni di categoria. Andiamo a vedere nel particolare quali sono le attività del DITEDI e del centro di competenza open source del distretto in questa scheda. Un alto numero di imprese nel settore ICT, tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'attività di ricerca all'Università di Udine e i numerosi progetti portati avanti da Friuli Innovazione. È in questo contesto che nasce il DITEDI, Distretto delle Tecnologie Digitali, fondato nel 2008. Sia il Friuli Venezia Giulia, sia in modo specifico i comuni di Tavagnacco e di Udine hanno infatti mostrato negli ultimi anni una forte crescita in termini qualitativi e quantitativi delle imprese attive nella consulenza, nell'installazione di sistemi informatici e nella realizzazione di software. Sono ben 55 le imprese affiliate al distretto, una realtà che sta crescendo in modo costante. Gli obiettivi principali del DITEDI vanno dalla realizzazione di un network tra i diversi attori alla creazione di nuova imprenditorialità fino allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione. Tra le tante attività, il DITEDI ha avviato il centro di competenza open source che si propone di valorizzare e diffondere l'utilizzo di software open source, soluzioni che hanno raggiunto la maturità necessaria per competere con successo con i migliori sistemi proprietari, non solamente sull'aspetto dei costi, ma soprattutto su quello tecnologico. Il centro di competenza open source promuove le attività di divulgazione e supporto alle piccole e medie imprese e alle pubbliche amministrazioni locali. Per questo motivo è stato attivato uno sportello che ha lo scopo di aiutare gli imprenditori e gli utenti friulani nello sfruttare al meglio le potenzialità dei software open source. E rieccoci, abbiamo visto qual è l'attività del DITEDI e abbiamo visto che le imprese affiliate crescono. Dal vostro osservatorio particolare, come stanno reggendo questo momento di crisi economica, questo prolungato momento di crisi economica, le imprese del digitale? Certo, diciamo che la crisi si sente anche per le aziende del nostro distretto, del nostro comparto, stanno resistendo meglio delle altre e questo forse perché l'innovazione, no, di processo, di prodotto che portano all'interno della loro attività gli permette di essere più competitive, no? di porsi in maniera più competitiva nel mercato. Quali sono in particolare gli studi, la formazione che fanno i vostri imprenditori, gli imprenditori affiliati al distretto? Beh, formazione per lo più tecnica, mirata, quindi di settore, nel settore ICT in particolare. E noi dal nostro punto di vista cerchiamo di fornire un'offerta formativa anche e proprio a gennaio del prossimo anno, gennaio 2013, partiranno delle attività formative rivolte alle aziende affiliate e anche ai professionisti affiliati al distretto. Poi per definizione parliamo di digitale, quindi le conoscenze si possono apprendere anche banalmente da casa propria, quindi la domanda sulla formazione era particolarmente collegata a imprese che poi sono sul territorio locale. Sono imprese chiaramente locali. In realtà noi abbiamo aperto la possibilità di affiliarsi anche alle imprese che non fanno parte del territorio del distretto, quindi del comune di Reana del Roiare, del comune di Tavagnacco e del comune di Udine, e iniziamo a ricevere delle richieste di affiliazione anche da parte di aziende esterne a questi tre comuni. Quindi c'è proprio una volontà di creare un network tra le aziende. Penso che uno dei problemi più grandi che dovete affrontare nel vostro lavoro sia quello della cultura. La cultura digitale sta arrivando in Italia da alcuni punti di vista in maniera prepotente, pensiamo all'uso del cellulare per esempio, e del cellulare inteso come smartphone e quindi con i servizi di internet. Per altre questioni la banda larga, insomma il distretto è fortunato in questo senso, però la banda larga in Italia è ancora
non arriva a coprire tutto il paese. Come affrontate questi problemi di cultura? Beh, ha toccato abbastanza i temi principali, diciamo, no? Quindi il tema infrastrutturale della banda larga. Il distretto è stato uno degli attori del territorio che è riuscito a posare una dorsale di fibra ottica lunga 20 km e sulla quale, diciamo, vengono erogati dei servizi alle aziende. Per quanto riguarda invece la cultura, che è il problema principale, quindi la cultura informatica, il divario che c'è nelle persone rispetto al digitale, il distretto si pone appunto come attore di riferimento. Abbiamo da poco proposto un progetto assieme alle scuole del comune di Tavagnacco, dove gli alunni delle scuole elementari sono venuti nei nostri uffici e hanno svolto delle lezioni tecnologiche, appunto per cercare di avvicinarle di più al mondo digitale. E invece per quanto riguarda i professionisti e le imprese abbiamo dei seminari gratuiti, sono frequentabili da chiunque, dove cerchiamo di insegnare, di far conoscere come sta cambiando il mondo internet, il mondo diciamo di tutti i giorni. Ecco. E qual è la risposta delle imprese? Una risposta di interesse grandissimo. Anche non imprese digitali, ovviamente. No, sia imprese, diciamo, del comparto ICT, sia imprese non ICT, si avvicinano, vogliono essere informate, vogliono capire come sta cambiando il mondo e l'attività che facciamo da questo punto di vista è veramente importante. Ma si avvicinano, secondo lei, perché capiscono che rischiano di perdere un treno o magari perché pressate adesso si usa dire così, dalla spending review che tutte le aziende devono fare? Diciamo che è da entrambe le cose, soprattutto la crisi ha aggravato questa situazione, quindi le aziende si sono rese conto che devono fare qualcosa, no? Quindi devono ridurre i costi, devono essere più competitive e sicuramente la competizione passa attraverso il digitale. A proposito di banda larga e competizione, sapete stimare come appunto l'accesso a una rete ad alta velocità favorisca le imprese e di che velocità parliamo? Allora ci sono degli studi che dimostrano come la fibra ottica, quindi la banda larga, banda ultra larga, portino maggiore competitività alle aziende. In questo momento le offerte sul territorio ci sono, ma in maniera prospettica il distretto, avendo steso, diciamo, questa dorsale di fibra ottica dalla zona industriale di Reana alla zona industriale udinese, penso che garantirà sicuramente maggiore velocità di connessione. Andiamo ora a scoprire un altro caso concreto dove si lavora già sul digitale e sull'open source. Vediamo il caso della Tecnoteca di Tavagnacco. Tecnoteca è una società che fornisce servizi di sviluppo e di supporto di software. Siamo nati 12 anni fa e fin dall'inizio abbiamo deciso di lavorare con software open source. Ci siamo inizialmente specializzati nello sviluppo di applicazioni web e da qualche anno invece abbiamo sviluppato e rilasciamo un software che serve per la gestione, per la manutenzione di asset informatici. Diciamo che nel nostro caso, oltre ad usare software open source, abbiamo sviluppato un prodotto di cui siamo maintainer e gestiamo una comunità che utilizza e contribuisce allo sviluppo. Noi abbiamo 1 migliaio di download ogni mese. Abbiamo un centinaio di utilizzatori in Italia che seguiamo e abbiamo un 200-300 persone che scrivono nel nostro forum. Rieccoci, siamo quasi in chiusura. Volevo chiederle ancora concretamente qual è l'aiuto che il DITEDI può dare alle imprese friulane e poi quali sono i progetti futuri del distretto. Bene, il distretto in questo momento sta cercando di creare questo network tra le aziende. Per cui abbiamo avviato una forte campagna di marketing territoriale dove andiamo a spiegare alle aziende quali sono i servizi che offriamo, i benefici che possono derivare dall'affiliarsi al distretto e stiamo avendo una forte risposta. Sono quasi 55 le aziende che hanno aderito al distretto e il numero sta crescendo quotidianamente. Io penso che arriveremo ad avere 150 aziende per la fine del prossimo anno che faranno parte di questo grande distretto digitale. Per quanto riguarda i servizi che offriamo,
vanno dal marketing di queste aziende sul territorio, quindi cerchiamo di portarle a conoscenza, perché sono aziende mediamente piccoline e che nessuno conosce, però molto particolari, molto innovative. In termine tecnico spesso sono un po' nerd, no? Cioè stanno un po' chiuse nei loro uffici. Non vogliamo dire smanettoni, ma lavorano molto sul codice e poi magari non spiegano quello che stanno facendo, e allora li aiutate in questo. Li aiutiamo in questo e sicuramente per avere informazioni ulteriori sul distretto il sito internet nostro di tedi.it è il modo migliore, oltre che la pagina di Facebook che abbiamo, e quindi cerchiamo di portarli a conoscenza del territorio, dei cittadini, e soprattutto creare questo network tra aziende in maniera che iniziano a collaborare tra di loro. Bene, grazie Puksic per il quadro che ci ha dato sull'attività del distretto. Come diceva, l'indirizzo del sito internet per restare aggiornati sull'attività è www.ditedi.it. Un arrivederci al prossimo appuntamento.